Mater Fortis nasce più o meno un anno fa da una mia esigenza di dar voce alle mamme in difficoltà. Io ho 3 figlie e ci sono passata, ho avuto la depressione postpartum e per questo motivo ho sentito l'esigenza di dar voce alle mamme. Dentro la mia testa si era creata un'immagine e ho voluto realizzarla insieme a un fotografo e questo era il punto di partenza, questa immagine della mamma futura aiutata e supportata dalla famiglia, dagli amici e dalla società. E da questo poi si è sviluppato tutto il progetto di costruzione dei contenuti, di raccolta delle testimonianze di altre mamme che come me hanno avuto la depressione postpartum e per appunto dar loro voce e creare qualcosa che sensibilizzi le persone a sostenere le mamme durante la maternità. La mostra praticamente è costruita sulle loro testimonianze, sia scritte che fotografiche, perché a mio avviso chi meglio di una mamma può raccontare il disagio che ha nei giorni in cui si sente sola e soprattutto anche rispetto appunto alle persone che si incrociano per la strada, i vicini, i nonni o anche tante volte i papà non capiscono a fondo cosa prova una mamma durante la maternità, quando non dorme, quando si sente perennemente in difetto o comunque sbagliata. Le mamme per me non si devono sentire così, anzi devono tirar fuori la forza che hanno dentro e condividerla con tutti per non sentirsi sole.